Una partita surreale in partenza, ma che le giocatrici di Caserta, quelle poche a disposizione di Malcangi, hanno giocato con grande dignità al Palamandela Forum di Firenze, sfiorando l'impresa nel secondo set. Per il Bisonte un ritorno al successo che era indispensabile dopo 5 sconfitte di fila e tutte per 3-0. In poco più di un'ora le Fiorentine hanno archiviato questa pratica, ma hanno rischiato, e non poco, di rimettere in gioco le avversarie calando il ritmo in maniera pericolosa. La prima frazione è praticamente senza senso. Caprara mette in campo la squadra titolare che lascia a 9 le campane. Fin da subito il Bisonte se ne va via liscio come l'olio e grazie all'americana Fekhi chiude i giochi con una schiacciata dalla seconda linea. Nel secondo parziale succede di tutto e di più. Il tecnico del Bisonte toglie Daikema, Alberti e Venturi e mette in campo Turco in palleggio, Maio al centro e Denardi come libero. Dall'altra parte Paul comincia a fare punti su punti, alla fine saranno 18, e Dalia mette in clamorosa difficoltà la difesa avversaria con i suoi tocchi di seconda intenzione. Il finale di set è veramente al cardiopalma. Dopo 4 set ball annullati la formazione di casa riesce ad imporsi per 30-28 con un ace di Turco. Perso il secondo set ai vantaggi, Caserta allora molla e il terzo vede l'azzurrina allungare fin da subito e tenere sempre un margine di sicurezza fino alla vittoria finale per 25-17. Bisonte dunque che esce dal campo vittorioso per 3-0, Caserta che invece torna a casa a testa alta avendo fatto tutto il possibile e forse anche di più viste e considerate le condizioni in cui è attualmente, con ragazze provenienti dalla C in campo, 2 giocatrici infortunate e un roster che deve essere completato al più presto se davvero c'è l'intenzione di dare un senso a questo campionato. Per quanto riguarda le singole, gran prova, come detto, della Paul, che è stata la miglior marcatrice dell'incontro con 18 punti. Dall'altra parte invece sugli scudi la Fekhi, che ha chiuso a quota 14, ma in doppia cifra ci vanno anche Santana con 12 e Far con 11. 25-9, 30-28, 25-17 con questi punteggi. Firenze ha avuto la meglio su Caserta ed è tornato a marcare punti dopo quasi 2 mesi di digiuno.